E alla professoressa Fiammetta Sabba di fare una veloce introduzione prima che io altrettanto velocemente introduca la nostra relatrice di oggi in modo da lasciarle tutto il tempo per parlare. Allora, buonasera a tutti, ben trovati dopo l'appuntamento di ieri con il ciclo di carte, di libri e dintorni promosso dal Centro Ludi, Laboratorio Universitario di Documentazione e Informazione e dal corso di laurea in Scienze del Libro e del Documento del Dipartimento di Beni Culturali. Oggi abbiamo una presentazione particolare alla quale teniamo moltissimo perché viene incontro anche a quelle che sono le esigenze non soltanto delle discipline che ruotano intorno al libro e al documento e quindi è coinvolta anche la comunicazione culturale e scientifica, ma viene incontro anche alle esigenze di tutti noi docenti, ricercatori del Dipartimento di Beni Culturali, ma siamo sicuri che verranno fuori questioni che riguardano ovviamente tutta la categoria in generale. Questioni che sono all'ordine del giorno perché l'Open Access investe in particolare la produzione scientifica, la produzione della ricerca dalla quale insomma sappiamo discende la sopravvivenza del futuro della ricerca per noi in Italia, ma insomma a livello sappiamo internazionale. Lascio la parola alla collega Lucia Sardo per presentare Ilaria Fava, che voglio ringraziare particolarmente anche da parte della Commissione Ricerca che condivide questo appuntamento di oggi insomma, con noi docenti del corso di Scienze del Libro e del Documento. Grazie. Ci scambiamo di posto perché la videocamera è un po' stretta nelle sue impostazioni e quindi è difficile essere tutti contemporaneamente collegati. Sarò molto molto breve. Abbiamo chiesto a Ilaria Fava di appunto parlare di open access e dintorni. Abbiamo lasciato il tema un po' vago, un po' generico per vedere tutte le possibili declinazioni. E abbiamo scelto appunto di invitare Ilaria perché oltre ad avere una formazione specifica in biblioteconomia ed essersi specializzata anche alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari, sono anni, potremmo quasi dire decenni, che si occupa proprio di tematiche legate all'open access, sia dal punto di vista pratico, quindi sia lavorando come editor per riviste in open access, sia lavorando per DOAJ, la Directory of Open Access Journals, quindi uno dei principali portali che si occupano appunto di riviste open access e collabora anche a progetti legati all'open access al momento con l'Università di Göttingen in Germania. Io lascerei direttamente la parola a Ilaria per questa presentazione. Chiederei ai partecipanti gentilmente di tenere sempre spento microfono e videocamera e se ci sono domande di farle esclusivamente in chat per problemi legati alle liberatorie video. Alla fine dell'incontro poi chiuderemo la registrazione, quindi ci sarà eventualmente la possibilità di fare domande accendendo il video, però al momento vi chiederei appunto di non farlo. Mi alzo e lascio direttamente la parola a Ilaria che potrà gestire tranquillamente la presentazione. Grazie Lucia e grazie Fiammetta dell'invito e della presentazione e grazie a voi che siete collegati sia in presenza che a distanza per essere qui oggi. Mi permetto, scusate, un momento di amarcord rispetto a quanto ha detto Lucia, e cioè che il mio primo scontro con l'Open Access è avvenuto nel 2007, quindi è passato un po' di tempo. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di darvi un quadro generale rispetto ad alcune tematiche che ritengo possano esservi utili rispetto... Puoi togliere la mascherina? Ah, ok, così mi vedete in faccia e forse si sente anche meglio. Quindi, perché parlavamo poco. allora, come diceva Lucia, il tema di oggi è stato volutamente lasciato ampio per
darmi la possibilità e dare anche a voi la possibilità di intervenire nel momento in cui ci siano aspetti di quello di cui vi andrò a parlare che vi possono interessare più o meno. E diciamo che in questa presentazione, in questa chiacchierata che faremo, la mia idea è quella di fornirvi alcuni strumenti che, in quanto persone che vi occupate di ricerca, possano esservi utili a orientarvi nel magico mondo dell'open access, perché mi rendo conto che dal mio punto di vista di tecnico che lavora su certe cose da un po' di tempo, alcuni aspetti siano scontati, ma poi dal punto di vista del ricercatore, dell'autore che si trova a doversi orientare, a dover capire dove sbattere la testa, certe cose possano non essere così immediate. Nella presentazione che immagino verrà condivisa ci sono i miei recapiti email e vi invito tranquillamente a contattarmi nel caso in cui oggi non fossi in grado di rispondere in maniera esauriente a tutte le vostre domande. Quindi cominciamo. Scusate un attimo che ho fatto qualcosa. E abbiate anche pazienza, ma ho degli appunti sul telefono, quindi quando prenderò il telefono in mano non è per farmi gli affari miei, ma è per controllare delle cose che ho scritto lì. Allora, di che cosa parleremo oggi nella fattispecie? Le varie sfaccettature di pubblicare ad accesso aperto, qualche trucco per aiutarvi a scegliere la rivista giusta nel caso in cui per scelta o per obbligo vi troviate a dover pubblicare su una rivista open access, come evitare alcuni inganni da parte di editori poco trasparenti e perché usare DOAJ, quindi la Directory of Open Access Journals. E cominciamo con pubblicare open access. Ci sono moltissime motivazioni per cui una persona possa decidere di pubblicare ad accesso aperto. Motivazioni personali che sono soprattutto quelle che spingono molti giovani ricercatori a condividere gli obiettivi di rendere disponibili in maniera pubblica e immediata i risultati della propria ricerca, anche per avere un confronto più o meno immediato con i propri pari. Può esserci un obbligo istituzionale, per esempio l'Università di Bologna ha una policy open access che prevede alcune clausole rispetto alla messa a disposizione dei prodotti della ricerca e quindi può esserci appunto un obbligo istituzionale oppure un obbligo dato dal finanziatore della ricerca. Se vi trovate ad avere o a lavorare su progetti europei, per esempio, a partire dal programma Horizon 2020 e in maniera molto più rafforzata in Horizon Europe, che è il prossimo programma di ricerca, la Commissione europea prevede, senza diciamo grosse scappatoie, a parte quelle che sono relative al trattamento di, per esempio, dati sensibili o brevetti, che le pubblicazioni e i dati della ricerca debbano essere disponibili ad accesso aperto immediatamente, salvo appunto alcune piccole restrizioni. Ho inserito anche la possibile motivazione della valutazione della ricerca perché non in Italia, per quanto ne so, ma in altri paesi dell'Europa soprattutto, è previsto che la valutazione della ricerca, mi riferisco in particolare al Research Evaluation Framework che avviene nel Regno Unito, anche se non è più Europa in effetti, in cui vengono valutati solo i prodotti che sono disponibili ad accesso aperto. Quindi ci possono essere più o meno motivazioni che portano una persona a scontrarsi con questo mondo. E parlo di scontrarsi perché le sfaccettature sono tante e tali che uno rischia veramente di perdersi e di scontrarcisi. E quindi per cercare di orientarvi in questo mondo, io comincerei a parlarvi delle tipologie di riviste. Allora, quando si parla di open access, generalmente e di recente, si parla soprattutto di riviste che richiedono un pagamento, il pagamento di una quota per la pubblicazione. In realtà però quelle non sono tutte le riviste open access, esistono riviste open access di tipo pure gold, quindi open access per open access di varie tipologie. Per esempio, il primo tipo che mi viene in mente è quello che per esempio edita l'Università di Bologna, perché Alma DL ha un numero di riviste notevoli, direi oltre 50, che consentono agli autori di pubblicare su riviste di buon livello, alcune di queste inserite in fascia A, senza che gli autori debbano sborsare dai propri fondi di ricerca per poter pubblicare su quelle riviste. Quindi è il tipo di riviste institutions pay.
Quindi i costi di gestione della rivista sono interamente sostenuti dall'istituzione che offre questo tipo di servizio e quindi agli autori non viene richiesto il pagamento di alcun tipo di costo. Oppure ci sono i casi dei contratti trasformativi che vedremo meglio dopo, per cui aderendo l'istituzione a un contratto di tipo trasformativo paga comunque l'istituzione tutti i costi di pubblicazione e l'autore di quella data di istituzione potrà pubblicare su un certo numero di titoli a titolo gratuito, oppure con uno sconto sul costo di pubblicazione. Esistono poi i tipi di riviste che sono identificati immediatamente come riviste open access per cui si deve pagare una article processing charge, che è variabile a seconda della rivista. Con variabile a seconda della rivista intendo che anche a seconda delle discipline queste article processing charges variano da 200 euro a 5.000-8.000 euro. Quindi ci sono, per esempio, per pubblicare su Nature è previsto il pagamento di una APC di 9.000 euro, che per quanto io possa capire il prestigio della rivista, non credo che questo costo sia giustificato dall'effettivo lavoro che l'editore mette nella pubblicazione di quel certo articolo. E su questi aspetti poi torneremo rispetto a quanto di poco trasparente ci sia. Esistono anche riviste cosiddette ibride, cioè sono riviste di tipo tradizionale, per cui l'istituzione paga un abbonamento, che quindi sono disponibili per gli utenti di una certa istituzione, grazie al fatto che l'istituzione paga un abbonamento per consentire l'accesso a quelle riviste, e che però consentono, perché ci sono accordi e perché la prassi lo prevede, che consentono agli autori di poter pubblicare, per esempio, in un fascicolo un articolo ad accesso aperto. Questa cosa la vedete per esempio esplicitata in questo esempio che ho preso da una rivista veramente a caso, per cui il primo articolo è accessibile solo agli utenti dell'istituzione, mentre il secondo articolo è open access e quindi sarà disponibile a chiunque. Le riviste ibride sono una specie di buco nero della teoria e della pratica, nel senso che si verifica quel fenomeno che in gergo tecnico viene chiamato double dipping, quindi una spesa doppia che a volte diventa tripla o quadrupla, per cui l'istituzione paga l'abbonamento e poi l'autore, attraverso i suoi fondi di dipartimento di ricerca, paga per pubblicare. Quindi per ottenere lo stesso risultato si paga due volte la stessa cosa. E in un certo senso i contratti trasformativi sono la legittimazione di questo genere di teoria. Allora, i contratti trasformativi sono nati per uno scopo ben preciso e anche, direi, nobile. Cioè, scusate i refusi, ma il mio PowerPoint è in inglese, non mi sono resa conto che è saltata mai. Allora, l'obiettivo dei contratti trasformativi è quello di contribuire a contrastare il costo, che è veramente crescente, ci sono una serie di report annuali sul costo delle pubblicazioni scientifiche, e soprattutto hanno l'obiettivo di rendere trasparenti i processi, quindi rendere trasparenti agli amministratori e a chi gestisce la ricerca quali soldi vanno esattamente in quale direzione. E l'obiettivo altrettanto primario dei contratti trasformativi è quello di evitare il double dipping di qui sopra. Come questa cosa si dovrebbe realizzare? Trasformando i costi per gli abbonamenti in costi di pubblicazione. Ha un costo per le istituzioni più o meno sostenibile, testando nuovi modelli di business. I contratti trasformativi sono cominciati con un progetto pilota, in questo senso veramente davvero, perché con il progetto Scope 3 la comunità dei fisici delle alte energie ha contrattato con alcuni editori che per i titoli su cui questa comunità di ricerca pubblicava maggiormente si sperimentasse questo modello. Questa cosa ha cominciato a concretizzarsi una decina di anni fa e l'obiettivo di trasformare le riviste da solo accesso
per le istituzioni paganti ad accesso per tutti, quindi spostando i soldi dall'accesso alla pubblicazione, ha funzionato. Ha funzionato perché erano un numero di riviste ridotte, non vorrei dirvi un numero a caso, ma mi pare fossero 12, e la comunità di riferimento è molto piccola. Nella pratica però i contratti trasformativi hanno qualche problema, derivante dal fatto che gli scenari di contrattazione per questo tipo di accordi sono diversi da paese a paese, quindi sta anche nell'abilità, nella tradizione di editoria e di contrattazione di un certo paese riuscire a spuntare contratti più o meno convenienti con gli editori. Nella pratica i contratti trasformativi portano a un aumento dei costi e a una mancata trasformazione dell'editore e delle riviste coinvolte alla fine del processo, per cui il contratto trasformativo in teoria parte per essere alla fine dei 3 anni un contratto per cui le riviste coinvolte diventano poi ad accesso aperto e di fatto questa trasformazione dice che c'è la pessima qualità di rete. Speriamo che non succeda niente. Di fatto questa trasformazione non vede un'attuazione, non mi sto riferendo all'Italia, perché l'Italia è partita leggermente più tardi rispetto ad altri paesi europei, ma mi riferisco per esempio alla Svezia. È una notizia di 2 giorni fa che il BIPSAM, che è il consorzio svedese per la contrattazione di risorse elettroniche, quindi quello che si occupa di contratti trasformativi per conto delle università svedesi come Cruilcare per l'Italia, abbia deciso di sospendere il rinnovo dei contratti trasformativi a partire dal 2024, perché la Svezia ha un piano nazionale per l'open science, per cui si erano dati come previsione il 2022 per arrivare al 100% di pubblicazioni finanziate con fondi pubblici ad accesso aperto. Ci sono quasi arrivati, quindi buon per loro, però hanno valutato che il costo degli accordi trasformativi non è sostenibile, perché invece che andare ad abbattere i costi di quello che loro pensavano fosse il costo reale dell'open access che potevano sostenere, questi costi di fatto sono esponenzialmente più alti e quindi hanno deciso di annullare la cosa. Quindi continueranno ad avere i loro contratti trasformativi fino alla fine del 2024 perché li hanno contrattati l'anno scorso, ma questa cosa non proseguirà oltre. E quindi già si vedono le prime falle del sistema. Inoltre, come immagino che anche voi abbiate sperimentato, ci sono dei limiti al numero di articoli che sono pubblicabili sotto a ciascun contratto, perché per esempio ho letto di... una cosa che mi sono dimenticata di dire a Lucia rispetto alle mie molteplici affiliazioni è che partecipo anche all'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, sono nel direttivo, e quindi partecipo alle discussioni in maniera un po' laterale, non essendo affiliato a un'istituzione italiana, però con molto interesse rispetto a quello che succede in Italia, e so per esempio che per l'accordo trasformativo di Springer i voucher sono esauriti da almeno 1 mese e mezzo. E quindi la cosa che poi si pone in una maniera abbastanza strana è che come vengono attribuiti i voucher a ciascuna università? Vengono attribuiti sulla base del numero di FTE, sulla base del numero di FTE per disciplina? Questa cosa non è chiarissima, nel senso che quello che capita come prassi generalizzata è che gli accordi che le istituzioni devono firmare non vengono discussi preventivamente con le istituzioni. Per esempio, ipotizzando che sia l'Italia, CARE non comunica direttamente alle istituzioni in anticipo qual è il testo del contratto e quindi le istituzioni in un certo senso si fidano del gruppo di negoziazione e poi firmano un contratto che in realtà non è esattamente quello che si aspettano. E vorrei farvi vedere un attimo. Allora, questa iniziativa è un'iniziativa che è cominciata per altri motivi, ma che è il registro europeo dei Transformative Agreements. E in particolare vorrei farvi vedere questa,
che è il contratto di Springer della CRUI. Allora, tutti gli accordi che vengono registrati su questo sito servono a, in un certo senso, rendere più trasparente il processo, però qui vedete per esempio che l'accordo non è ancora stato reso pubblico, quindi viene resa pubblica solo questa scheda di sintesi, da cui però si capisce che il numero di articoli che si prevede che possano essere pubblicati per tutte le istituzioni italiane da accordo è di 3.800, che considerato che le università che hanno aderito a questo accordo sono praticamente tutte le università dentro a CARE, quindi tante, e che i costi, scusate un attimo che lo devo trovare, allora che il modello che prevede che una parte dei costi dell'abbonamento siano convertiti in article processing charges, quindi non tutto, ma una parte, perché immagino che nel contratto sia previsto che gradatamente nel corso degli anni una parte sempre maggiore, ipotizzo perché il contratto non è disponibile, che una parte sempre maggiore dei fondi investiti dalle istituzioni sia convertito in costi di pubblicazione, che quindi teoricamente sempre più articoli possano essere pubblicati, ma la cosa che un po' mi spaventa rispetto al double dipping di qui sopra è che è possibile che nel momento in cui il numero di articoli previsti da contratto venga raggiunto, e ci si aspetta che questo numero venga raggiunto, e lo sapete perché è successo veramente, che le istituzioni possano comunque continuare a pubblicare su riviste Springer facenti parte dell'accordo, pagando una APC scontata. E sembra da un punto di vista puramente logico un po' una presa in giro, nel senso che non voglio adesso stare a fare l'avvocato del diavolo, però è chiaro che nel momento in cui l'accordo trasformativo promette una cosa e nel momento in cui mi serve di pubblicare, anche perché c'è l'esercizio di valutazione della ricerca in corso e non posso pubblicare, c'è qualche cosa di strano. Vi vorrei segnalare poi che, per esempio, allora, questo probabilmente lo conoscete già senza che io abbia bisogno di spiegarvelo meglio, però il sito dello SBAD, del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Bologna, raccoglie tutta una serie di informazioni rispetto agli accordi che prevedono la possibilità di pubblicare ad accesso aperto, e ne prendo uno che non c'entra niente con gli accordi trasformativi, con Elsevier, per cui vedete per esempio che l'accordo con Elsevier dura 5 anni, non è un accordo trasformativo, ma è un accordo in cui è previsto che ci siano delle agevolazioni per gli utenti affiliati all'Università di Bologna, ma in realtà vale per tutte le istituzioni che hanno sottoscritto il contratto tramite CARE, e che questo sconto è previsto di uno sconto sul pagamento delle article processing charges, che però è decrescente e che è molto alto, abbastanza, nei primi 2 anni, e decresce drasticamente nel corso degli anni successivi. Quindi anche qui c'è qualche cosa di strano rispetto al fatto che gli editori, anche gli editori tradizionali, quindi gli editori più grandi e più noti, comunque non fanno beneficenza, e il loro modello di business spesso non coincide con il fatto che le istituzioni si aspettano cose diverse da questo tipo di contratti. E quindi i contratti trasformativi lasceranno un po' di dubbi, secondo me, fino a quando non si capirà esattamente a che punto siamo. La Max Planck Digital Library pubblica ogni anno un report sullo stato degli accordi trasformativi, perché questa iniziativa in un certo senso è stata promossa da loro con una serie di conferenze negli ultimi 5-6 anni, per cui in teoria è tutto molto funzionale, però nella pratica bisognerà vedere come questo
tipo di modello economico possa effettivamente avere un impatto sul mondo della ricerca. E quindi vi ho linkato dalla presentazione alcuni articoli un po' provocatori, se vogliamo, che sono usciti su ROARS negli ultimi 2 anni, oltre ovviamente alla pagina delle domande frequenti sui contratti trasformativi dell'università. Questa cosa degli accordi trasformativi si collega ai principi del Plan S. Allora, nel 2018 11 enti finanziatori della ricerca in vari paesi europei si sono uniti per stipulare tra di loro e in generale per la ricerca europea questo Plan S, un piano per la scienza, che ha 10 principi fondanti su cui appunto si basa il piano, che prevede che vi ho estrapolato i 2 che secondo me sono più significativi dal punto di vista dei costi dell'editoria ad accesso aperto. Il principio numero 4 prevede che dove sia applicabile i costi di pubblicazione non siano a carico del singolo ricercatore, bensì a carico dell'ente finanziatore della ricerca o dell'istituzione di ricerca. E questo per favorire la possibilità per tutti i ricercatori di pubblicare il loro lavoro ad accesso aperto. Inoltre, il principio numero 5 fa riferimento alla trasparenza dei costi. Quindi prima vi dicevo che pubblicare su Nature può arrivare a costare 9.000 euro e il Plan S invita tutti gli enti finanziatori della ricerca a rendere trasparenti, cioè, o meglio, a invitare i propri ricercatori finanziati a pubblicare su riviste che aderiscano a dei principi di trasparenza. Sulla base del fatto che il Plan S vuole far sì che il sistema della ricerca sia equo e accessibile a chiunque. E vi faccio vedere un esempio di trasparenza dei costi. Questo viene da Open Research Europe, che è la piattaforma di pubblicazione che la Commissione europea ha avviato all'inizio di quest'anno per favorire la pubblicazione da parte di chiunque abbia un grant o partecipi a un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea, che funziona come una specie di archivio istituzionale da una parte perché ci si depositano in preprint, ma in aggiunta al deposito dei preprint, Open Research Europe, come altre piattaforme di altri enti finanziatori della ricerca simili, quindi il Wellcome Trust o la Bill and Melinda Gates Foundation o altri enti in varie altre parti del mondo, prevedono che poi questi preprint vengano valutati come se fosse una rivista. Quindi il processo è estremamente interessante perché l'ente finanziatore mette a disposizione non solo i fondi per la ricerca, ma anche una piattaforma di pubblicazione. Quindi nel momento in cui il ricercatore non fosse in grado di sostenere i costi di pubblicazione in nessun'altra rivista perché i fondi sono finiti, oppure nella previsione di bilancio fatta all'inizio del progetto sono poi intervenuti cambi di destinazione d'uso dei fondi, una piattaforma del genere risolve anche l'obbligo di rendere disponibili ad accesso aperto i risultati della ricerca. E questo esempio di trasparenza dei costi non vuol dire che è questo quello che paga l'autore, ma è il costo che la Commissione europea, nel caso di Open Research Europe, paga per ciascun articolo che viene pubblicato. E è interessante il dettaglio di di dove vadano a finire questi soldi. Perché secondo i principi del Plan S è importante che gli editori possano giustificare i costi che attribuiscono alle article processing charges. Quindi se a fronte di una APC di 780 euro, io editore la posso giustificare dicendo che il 28% di questi 780 euro va in controlli che io editore faccio sull'articolo prima di renderlo disponibile. Oppure che il 21% vada a coprire i costi di peer review.
Quindi è un tentativo di instaurare una buona pratica che trovo estremamente utile anche per i ricercatori per capire in che direzione ci si possa muovere. E appena riesco a spostare. Allora, eccolo qua, era già aperto. Questo servizio è un servizio che i funders, quindi gli enti finanziatori della ricerca che hanno istituito il Plan S, hanno voluto mettere a disposizione dei ricercatori da loro finanziati per capire se una rivista sia o meno compatibile con le linee guida date dall'ente finanziatore della ricerca stesso. Per cui è possibile, cercando per ISSN o titolo della rivista, il nome dell'ente finanziatore e il nome dell'istituzione di appartenenza dell'autore, se questa combinazione di fattori sia una combinazione di fattori che è favorevole alle condizioni che il finanziatore della ricerca ha stabilito. Ora, per l'Italia, l'unico ente finanziatore della ricerca che partecipa al Plan S è l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quello che si augurano, scusate, i finanziatori del Plan S è che altri enti finanziatori della ricerca partecipino in modo tale da rendere questa pratica, che per ora è in un certo senso riservata a pochi, una buona pratica diffusa. Ovviamente se avete domande potete alzare la mano e chiedermelo. Quindi, eccomi. Più che una domanda, che voglio capire se ho compreso bene, per quanto riguarda la distribuzione da parte dell'Italia poi agli atenei, non c'è un, chiamiamolo, protocollo di criteri da nessuna parte, perché questo sto vedendo che si riflette poi all'interno dei singoli atenei quando la distribuzione tra dipartimenti, tra aree non avviene, e quindi per ora il primo che arriva meglio alloggia, ossia chi fa domanda ottiene, e poi dopo come tu segnalavi a un certo punto finiscono questi voucher. Mi domando, l'Ateneo non sa come regolarsi, quindi perché probabilmente non c'è in partenza nemmeno una chiarezza su questo, secondo me sì. Nella filiera come Ministero Atenei. Secondo me sì, c'è proprio un problema di procedure che non sono definite, o meglio, che forse sarebbero definite, ma dato che il contratto non è disponibile pubblicamente, non sono disponibili per nessuno. Nel senso che se il contratto trasformativo, ma di qualunque genere, è disponibile solo per il gruppo di negoziazione dei contratti, è un po' limitante la possibilità per chiunque, che in realtà, essendo un cittadino che paga le tasse, ha diritto a sapere in che modo vengono investiti i soldi della ricerca, perché anche quella fa parte anche questo aspetto fa parte del principio di trasparenza in generale. Questa cosa non è conoscibile, è veramente un grossissimo punto di domanda, perché non c'è la possibilità. E come il contratto di Springer, anche gli altri contratti trasformativi, ma non solo dell'Italia, in moltissimi altri casi non sono disponibili. Quindi non è che voglio puntare il dito contro l'Italia e dire che siamo sempre i peggio, no, in realtà purtroppo siamo in ottima compagnia, però è una criticità notevole. Notevole, che sì. Comunque va a contraddire, cioè, tutta una serie di principi molto molto più ampi, no? Come quello della trasparenza, su cui si sta investendo molto, sì, ma esatto. nella pratica, e poi soprattutto il mondo dell'università, ma in generale la pubblica amministrazione è coinvolta. Assolutamente sì, ma poi mi sembra particolarmente rilevante nel momento in cui l'università italiana è generalmente sottofinanziata rispetto alle esigenze, e quindi anche andare a prendere decisioni che poi in un qualche modo sono, non vorrei dire dannose, però non esattamente favorevoli a tutto il processo poi di messa a disposizione dei risultati di questa ricerca che viene finanziata,
è veramente difficile capire quale sia la soluzione migliore e credo che purtroppo non ci sia una soluzione unica che valga bene per tutti. Quindi per questo dico, bisognerà vedere che cosa succede nei prossimi anni per i contratti trasformativi, perché è ancora tutto veramente molto in divenire. Ok, allora, data questa premessa molto incoraggiante, vorrei però rassicurarvi del fatto che scegliere la rivista giusta è possibile e in particolare ci sono alcune accortezze che discutendo con ricercatori di varie istituzioni, non voglio dire che ho messo a punto io, ma che sono, come dire, diventate sentire comune e quindi utili in generale. Quindi la prima cosa che è necessario sapere è conoscere le politiche istituzionali sull'accesso aperto. Per esempio, è fondamentale sapere che l'Università di Bologna ha una politica definita sull'accesso aperto che è in vigore dal 2017 che riguarda pubblicazioni e dati della ricerca e che cosa esattamente nel dettaglio questa cosa comporti, quindi se è possibile rendere per esempio disponibile l'articolo nell'archivio istituzionale o se è invece necessario pubblicare su una rivista d'accesso aperto, i dati dove devono essere depositati e via dicendo. L'altro aspetto è, ovviamente sembra banale dirlo, però chiedere a colleghi di cui ci si fida e che hanno magari maggiore esperienza rispetto a alcune tematiche, tipo pubblicazione ad accesso aperto, per evitare di dover sbattere la testa e perdere un sacco di tempo nel cercare di capire come e dove orientarsi. E poi l'invito è sempre quello di consultare DOAJ. E vi spiegherò poi perché insisto per questa cosa, ma vi anticipo che solo che DOAJ è la banca dati che i finanziatori della ricerca del Planes prendono in considerazione quando devono indicare le riviste su cui pubblicare. Quindi dovesse mai succedere che il MIUR, si chiama ancora così con gli ultimi cambi, qualora il MIUR decidesse che per la valutazione della MIUR e AMUR dovessero decidere che per la valutazione della ricerca si pubblica solo ad accesso aperto e DOAJ è il posto dove andare a vedere per vedere le riviste accreditate, fatta. Questo succede in altri paesi del mondo, non solo dell'Europa. E quindi è indispensabile prendere decisioni informate. Ripeto delle banalità, però è sempre bene ribadirle. E come si fa a scegliere la rivista giusta, dato che esiste un numero esponenzialmente crescente di riviste open access e le notizie sulle cattive pratiche nell'editoria open access sono, non vorrei dire all'ordine del giorno, però molto molto diffuse. Vorrei spezzare una lancia a favore di questa cosa, nel senso che non è che solo l'editoria open access ha cattive pratiche, tutta l'editoria, non c'è una predilezione rispetto all'open access, solo che dato che l'open access è una specie di novità ancora nel mondo dell'editoria, i riflettori sono puntati lì perché è più facile in un certo senso individuare chi siano gli attori che non si comportano nella maniera giusta. Quindi DOAJ assieme alla Confederation of scusatemi, al Committee for Publication Ethics, quindi COPE, e ad altri importanti attori del mondo dell'editoria, ha ideato questa checklist che si chiama Think, Check, Submit, e che in realtà non fa quello che vi potete immaginare, e cioè metto il titolo di una rivista e mi dai una risposta. In realtà prevede che ci sia una acquisizione di consapevolezza da parte degli autori, per cui questa checklist prevede una serie di cose. Per esempio, immagino che vi capiti di ricevere email che vi invitano a proporre il vostro articolo per un convegno, magari internazionale, di cui non avete mai sentito nominare niente, o di inviare il vostro articolo a una rivista che vi è altrettanto sconosciuta. Quindi per capire come orientarvi in questo senso,
Think, Check, Submit prevede appunto questa checklist che in realtà è molto semplice e anche lì si basa sul buonsenso, però non sempre il buonsenso è quello che entra in gioco nel momento in cui una persona deve decidere dove pubblicare, perché magari c'è un motivo di urgenza della pubblicazione, deve essere pubblicata entro quel mese perché altrimenti non posso proporla alla valutazione, non posso essere abilitato. Ci sono una serie di motivi, tutti ugualmente validi, però come vi dicevo prima, chiedere ai colleghi, quindi se qualcuno o personalmente si conosce la rivista è già un fattore positivo, nel senso che il nome della rivista è noto all'interno della disciplina e quindi siamo tutti tranquilli sul fatto che quella rivista non è nata ieri. Se poi è una rivista di cui io come autore leggo abitualmente gli articoli che vi vengono pubblicati perché per me è una rivista di riferimento, allora perfetto. Se poi è, come dire, il sito della rivista è organizzato in maniera facile, è ancora più come dire, istintivo pensare che sia una rivista di cui mi posso fidare, cioè è tutto sistemato in modo tale che siano disponibili gli articoli pubblicati e non solo gli ultimi articoli, ma diciamo gli archivi della rivista, siano disponibili informazioni di contatto, che siano anche disponibili, oltre alle informazioni di contatto, anche i nomi dei membri del comitato editoriale o del comitato scientifico, perché magari ci si potrebbe trovare qualcuno che si conosce a cui chiedere informazioni a sua volta. Inoltre, altre cose che possono essere tenute in considerazione sono, per esempio, se questa rivista compare in banche dati che utilizzo abitualmente nelle mie ricerche, o se il tipo di peer review che viene utilizzata è descritto in dettaglio, o se banalmente viene detto ok, facciamo questo e magari non è immediatamente comprensibile. Altra cosa che spesso capita che non sia esplicitata ma che si scopra solo a cose fatte è se è chiaro se esistono costi a carico dell'autore per la pubblicazione e quando questi verranno applicati, cioè se al momento dell'invio dell'articolo o al momento della pubblicazione, oppure mai perché la rivista ha un modello tale per cui è l'istituzione che la sostiene che paga a sua volta tutti i costi. Altra cosa che spesso è difficile da trovare in quei casi che sono un po' dubbi è se i membri dell'editorial board fanno riferimento alla partecipazione al board di questa particolare rivista sulla propria pagina istituzionale o nel proprio curriculum. Ne parleremo meglio, ma DOAJ si occupa anche di una parte di le chiamano investigations, quindi fa molto 007, ma nel momento in cui DOAJ deve decidere se accettare o meno la proposta da parte di una rivista appunto, di inclusione all'interno del database, vengono fatte una serie di analisi ulteriori, non solo rispetto al rispetto di requisiti formali, per esempio, che il sito web deve avere tutte le informazioni possibili, ma anche proprio a questo genere di cose, quindi quanto sono corrispondenti le informazioni sul sito della rivista rispetto alle informazioni disponibili delle persone che a questa rivista in teoria partecipano. Quindi c'è questa parte di controllo incrociato delle informazioni che a volte richiede anche molto tempo, che però riserva sempre grandi sorprese e non sempre positive. Quindi questa cosa ci collega immediatamente a questi cosiddetti editori predatori, anche se per il beneficio del dubbio DOAJ li chiama questionable, perché fino a che non c'è la prova del misfatto è tutto possibilmente questionabile o magari anche semplicemente di cattiva qualità, perché il primo discrimine è proprio questo.
sono editori veramente predatori o sono semplicemente riviste pessime? Perché spesso il discrimine è difficile da capire, però c'è una differenza tra pratiche evidentemente predatorie e la cattiva qualità delle riviste. Per esempio, all'interno del lavoro che facciamo in DOAJ abbiamo delle liste di controlli da fare, per cui nel caso in cui ci sia qualche dubbio su cattiva qualità, che comunque non va bene, e pratiche predatorie che comunque non vanno bene, cerchiamo di capire quali sono le cose che di solito creano discrimine. Per esempio, in due riviste ugualmente dubbie, una chiede dei costi di pubblicazione e l'altra non li chiede. Quella che non li chiede probabilmente sarà solo una pessima rivista. Quella che invece li chiede cerca di lucrare sul fatto che, pur essendo una pessima rivista, qualcuno ci casca prima o poi. E quindi già solo questo. E ora invece passerei, però dopo aver bevuto, a elencarvi quali sono le caratteristiche principali di questi editori di cattive pratiche che tendono a cercare di fuorviare l'autore in modo tale da ottenere la sua pubblicazione e poi anche magari a fregiarsi del fatto di aver raggirato quell'autore in particolare facendo leva su questa cosa per attirare altre persone. Quindi, alcune delle caratteristiche più evidenti e che però, cioè evidenti dal mio punto di vista, ma che mi sento di voler condividere con voi perché è a voi che devono servire queste cose, sono per esempio quella dell'anonimato. Nella checklist di prima c'era l'indicazione di se hai bisogno di chiedere informazioni a qualcuno, a chi le chiedi? E spesso le riviste cosiddette predatorie, ma tenderei sempre a chiamarle questionable, non hanno persone di contatto. Magari esiste un form di contatto, ma non è specificato a chi vada o comunque chi tendenzialmente dovrebbe riceverle. L'altra cosa che viene, che utilizziamo all'interno di DOAJ per capire se 4 indizi fanno una prova è anche a volte il controllo degli indirizzi postali, perché magari non ci sono indicazioni di nessun genere, però c'è un indirizzo fisico. E in questo caso, per quanto possa sembrare banale e sciocco, Google Maps e soprattutto Google Street View funzionano molto bene, perché per esempio la settimana scorsa c'era questa rivista che non mi convinceva tantissimo e l'indirizzo postale era di un edificio all'interno del campus dell'Università di Monaco che però non aveva niente a che vedere, per esempio, con gli uffici della ricerca o di qualche dipartimento, ma era una casa dello studente. E mi risulta un po' difficile immaginare che la rivista International Journal di qualche cosa possa avere sede alla casa dello studente, per quanto potenzialmente potrebbe essere una rivista di studenti di dottorato, però c'è sempre il dipartimento volendo, quindi per esempio queste sono delle cose su cui ci fanno dei test a volte per vedere se siamo in grado di riconoscere queste cose. Oppure, appunto, vi ho citato l'International Journal di qualcosa perché spesso vengono utilizzati titoli fuorvianti, con per esempio una delle cose preferite è appunto l'utilizzo di International, European, American, anche quando la rivista non ha niente a che fare con quell'ambito e quando nessuno dei membri dell'editorial board ha niente a che fare con niente del genere, quindi non sono affiliati a nessuna istituzione americana o europea, o di international non c'è assolutamente niente perché tutti i membri sono della stessa istituzione. Oppure il nome dell'editore ricorda editori noti. Mainspring è veramente un nome di un editore questionable. Il sito web ha un nome ingannevole, oppure vengono utilizzati titoli che però non hanno relazione con il contenuto di quello che viene pubblicato. In DOAJ ci sono state delle riviste veramente divertenti, tipo La colonizzazione di Marte, o Gli unicorni, o una serie di cose che veramente uno si chiede, ok,
mi stai prendendo in giro o ci stai provando veramente? La seconda. Quindi diciamo che ovviamente quelle sono lampanti, altre adottano strategie un po' più sottili, però sommandole tutte a volte vengono fuori delle cose buffe. Altra caratteristica di riviste che sono potenzialmente discutibili è l'ambito eccessivamente ampio. Per esempio si va dalle discipline sportive all'economia, al business, al management, che magari in certi casi possono stare assieme, ma non è detto che lo possono fare sempre. E quindi anche lì l'ambito eccessivamente ampio può essere un campanello d'allarme, nel caso in cui questa rivista sia assolutamente nuova alle nostre orecchie. Nel caso invece del comitato editoriale, le cose che di solito saltano all'occhio sono l'assenza di ruoli definiti. Tradizionalmente esiste un editor in chief, quindi un direttore della rivista, ed esistono dei co-editor, quindi condirettori, non necessariamente, però queste figure esistono, possibilmente esistono. Quindi è importante andare a controllare che esista un comitato scientifico, che esistano delle persone che hanno una faccia e l'affiliazione di riferimento, un'email, e soprattutto poi nel momento in cui vengono esplicitati questi nomi, perché è chiaro che nel momento in cui questo diventa un requisito, per esempio, per essere indicizzati in Scopus, ovviamente anche le riviste si attivano per coprire questo tipo di cose, però magari è possibile che manchino all'interno del comitato editoriale delle persone che specificamente si occupino dell'ambito della rivista. E quindi anche lì questa cosa può creare una serie di dubbi o portare a una serie di considerazioni. Una cosa molto tipica, per questo poi ve lo dicevo prima, di controllare, cioè la checklist di Think, Check, Submit invita a controllare che ci sia una corrispondenza tra il curriculum di una persona che è citata nell'editorial board di una rivista e la rivista stessa e viceversa, perché è una prassi tipica delle riviste questionable di elencare persone nel proprio editorial board senza che queste ne siano a conoscenza, perché comunque magari sono nomi importanti per quella certa disciplina, e se io so che queste persone sono persone che per me fanno da riferimento perché leggo tutti i loro articoli e ritengo che siano dei luminari della disciplina, tenderei a fidarmi. Esistono poi editori che pubblicano, editori ombrello che pubblicano molte riviste, per cui i comitati scientifici diventano intercambiabili. Ovviamente questa cosa non è una buona pratica, perché l'ambito disciplinare richiede competenze specifiche, quindi non è possibile che le stesse persone possano coprire tutti i ruoli in tutte le situazioni. Poi, altre caratteristiche invece più formali rispetto al contenitore, quindi al sito web della rivista, la generale trasandatezza del sito è un'altra spia di qualcosa che probabilmente non va, o c'è effettivamente dell'incapacità grafica, che può essere una spiegazione, ma quando ci sono errori di grammatica, di ortografia, link rotti, pubblicità che non sembra abbiano nessuna attinenza, magari ci sono delle pubblicità di Google, perché comunque Google ADV aiuta a portare un po' di traffico e a portare anche qualche soldo alla rivista, è sempre un po' strano, perché ci sono delle regole per l'utilizzo delle pubblicità sui siti delle riviste. Le pubblicità devono essere attinenti e ci deve essere una pagina sul sito della rivista che espliciti chiaramente come queste pubblicità vengono selezionate. Perché per esempio capita spesso che su riviste di ortopedia ci siano dei riferimenti a cataloghi cioè pubblicità di siti web che vendono busti ortopedici, cioè c'è una correlazione tra le due cose, e quindi
generalmente la rivista ha anche una sezione in cui ti spiega perché queste pubblicità appaiono e come vengono selezionate. A volte compaiono presentazioni poco sensate oppure roboanti degli obiettivi della rivista. Oppure compare un elenco di banche dati in cui la rivista è indicizzata, che però a un controllo anche molto veloce risultano essere inesistenti. Oppure l'ignoranza di cose tipo indicizzato in Google non significa assolutamente niente, perché Google ha un crawler e quindi tendenzialmente qualsiasi cosa si metta sul web è indicizzata da Google, quindi non serve specificarlo, è un tentativo di frode in un certo senso. Altre cose che saltano all'occhio di solito sono, che saltano all'occhio mio, nel senso che poi io vado a controllare queste cose per conto di DOAJ, ma nel momento in cui una rivista dichiara di essere indicizzata in DOAJ e non lo è, già solo per quello, per me quella rivista in DOAJ non ci deve entrare, perché è un'attestazione falsa di una cosa che non esiste. L'altra cosa che spesso salta all'occhio è l'elenco di vari impact factor. Ne esiste uno, ma ne vengono citati molti. Poi c'è un elenco che vi potrebbe essere utile nonostante discipline non bibliometriche, me ne rendo conto, però. Altra cosa che compariva già nella checklist è la poca trasparenza sui costi di pubblicazione. Spesso, per esempio, la settimana scorsa, sempre la settimana scorsa, a me è successo veramente la settimana scorsa, non è che cito come i bambini ieri per dire 2 anni fa, no, è successo veramente la settimana scorsa. Ho contattato una rivista che diceva di non chiedere alcun costo di pubblicazione agli autori, e però si riservava di far pagare agli autori il 5% di non si capiva quale costo di partenza nel caso in cui le revisioni delle bozze fossero state più di 2. E ok, ci può anche stare, però mi devi specificare di che ordine di grandezza stiamo parlando, perché comunque l'autore lo deve sapere prima di decidere di approcciarsi a questa rivista e di capire se poi questo 5% è un costo che può sostenere oppure no. Quindi a volte ci sono editori che introducono formulazioni sui propri siti pensando che siano buone pratiche. In realtà poi non lo sono, ma discutendoci certe cose sono facili poi da risolvere. Poi, un'altra cosa che di solito è una spia su il tipo di rivista che si sta guardando è il numero di articoli. Le riviste generalmente pubblicano un numero più o meno standard di articoli che variano da rivista a rivista, però se una rivista per 10 anni ha pubblicato 15 articoli a fascicolo, improvvisamente comincia a pubblicarne 30. Sono articoli la cui qualità comincia a fluttuare e ci sono una serie di altre cose che fanno sembrare che non tutto sia esattamente corretto come dovrebbe essere. Ecco, quella è una rivista da cui tenersi distanti. Poi, altre cose, poi smetto di ammorbarvi con tutti questi dettagli, però ecco, vorrei, come dire, che usciste più consapevoli da questa chiacchierata. Altre cose, altre caratteristiche che sono abbastanza tipiche dei predatory journals sono la pubblicizzazione di pratiche di peer review veloci. Per esempio, esistono riviste che ti dicono che se il canale tradizionale di peer review prevede 2 mesi dall'invio alla comunicazione di accettazione o rifiuto dell'articolo, ma che se ti serve molto velocemente puoi avere una fast track, pagare e avere il tuo articolo pubblicato in 4 settimane. Che magari è, diciamo, in linea del tutto teorica, una cosa anche fattibile,
Ma generalmente, sapendo che poi i revisori sono persone come voi, che hanno una vita lavorativa estremamente impegnata e la ricerca richiede del tempo e la peer review richiede del tempo per essere fatta bene, 4 settimane non sono un tempo realistico. Considerato tutto, quindi non 4 settimane per la peer review, 4 settimane dalla ricezione alla pubblicazione. Quindi vuol dire che la peer review viene fatta in 2 giorni. E 2 giorni per certi articoli sono anche troppi, ma per altri non ne bastano 20 per riuscire a capire se effettivamente l'articolo abbia un senso, perché poi il revisore ha una sua serie di controlli che magari attua, oppure che la rivista gli chiede di attuare, per cui tendenzialmente pubblicizzare processi di peer review molto veloci non è un indice di grande qualità della rivista. Inoltre, una cosa che capita spesso in discipline, in alcune discipline più che in altre, è questa pratica di spamming da parte di i cosiddetti editor in chief di alcune riviste, per cui io ho ancora un'email CNR attiva che ogni tanto controllo per vedere quante di queste email sono arrivate e io non ho mai avuto niente a che fare con l'intelligenza artificiale o che cos'era quella cosa? C'era una roba veramente assurda, del tipo nanomateriali, io non so nemmeno che cosa siano in pratica, in teoria magari sì, ma nella pratica no. Quindi quando leggo con divertimento che mi sono arrivate 10 email che mi invitano a partecipare a un fascicolo speciale sull'intelligenza artificiale in questa rivista prestigiosissima, mi chiedo, ma sei serio? Cioè, l'hai scritto veramente a me? Non sono la persona giusta. Quindi questo mi fa dubitare di quella rivista, perché è chiaro che una volta può essere un errore, ma sistematicamente questa cosa non è un indice di serietà, perché lo stai facendo perché il tuo compito è di mandare 100.000 email al giorno, però non è un problema mio. Altre cose che generalmente sono campanelli di allarme o spie di qualcosa che non va sono questi strani livelli di organizzazioni delle riviste, perché ok, esistono editori che possiedono più riviste e pubblicano più riviste, ma poi non è sempre detto che sia facile ricostruire questa gerarchia e capita spesso, soprattutto nel caso di questo genere di riviste, che esista un'organizzazione che fa da ombrello a una serie di altre organizzazioni che pubblicano a loro volta riviste in cui il presidente della prima è anche l'editor in chief di tutte le riviste pubblicate. E questa cosa è anche, ovviamente non pretendo che voi andiate a fare questo genere di controlli, e che però è strano pensarci che esistano lì fuori editori che cercano di fare queste cose e a volte ci riescono anche. Può essere questo da addurre alla registrazione da parte appunto di quello che è editor in chief come giornalista pubblicista? Cioè era una situazione che si vedeva però anni addietro per le riviste cartacee, certo, che dovevano essere registrate in tribunale e avevano la necessità insomma, di a capo però un giornalista pubblicista. Allora, in quel caso potrebbe essere giustificabile, ma qui parliamo di riviste puramente online e magari pubblicate in India. Quindi la tipologia, mi piace la tua buona fede, ma no, non è la stessa cosa purtroppo. No, perché poi la motivazione che danno a questo genere di cose è tra le più varie e quindi non c'è una spiegazione convincente rispetto al perché la stessa persona compaia in più posti. La cosa che mi fa sempre molto ridere di quando vengono bocciate al momento della conclusione di questa analisi per l'inclusione in DOAJ, succede spesso che le persone di contatto, che non sempre sono gli editor in chief, ma le persone di contatto di queste riviste,
minacce in azioni legali. Nei confronti di chi non si capisce bene, ma se non mi includi, allora io ti faccio causa. I criteri di inclusione nelle varie banche dati sono molto espliciti e ben chiari, quindi è chiaro che nel momento in cui, per esempio, una rivista chiede l'inclusione in Scopus e Scopus dice adesso non va bene, ci dovrei riprovare tra 6 mesi, non è che faccio causa a Scopus. Come si dice a Roma, stacce e poi uno si rifà un'analisi di coscienza, cerca di capire che cos'è che non va, cerca di analizzare il rapporto che viene fatto da parte della banca dati rispetto alle criticità che sono emerse e poi eventualmente ci riprova in un momento successivo, oppure anche mai perché non ritiene di aver raggiunto il livello necessario all'inclusione. Comunque commento che in piccolo succede anche per le singole riviste che si vedono arrivare proposte che non sono accettabili, che vengono magari bocciate già prima dalla direzione, nemmeno mandate nel processo di peer review, e le risposte che poi si ricevono sono esattamente queste, minacce, e quindi lì fai fatica a capire se la persona che ti ha contattato da proposto sia una persona seria di là o se faccia parte di tutta una organizzazione di destabilizzazione. Che il riferimento che volevo fare è molto diverso, no? Rispetto no, però secondo me funziona esattamente nello stesso modo, cioè a livello di banca dati ma anche a livello di rivista. E lì poi sta a quanto il direttore della rivista o la persona responsabile delle decisioni di una banca dati voglia impiegare del tempo a discutere con chi porta avanti questo genere di accuse in un certo senso. Non rispondi all'accusa. Certo, di solito perché altrimenti diventi suscettibile. Sì, di solito si lasciano cadere anche perché poi le spiegazioni appunto vengono impugnate cercando di reinterpretarle a favore e contro di te. Però sì, succede a tutti i livelli. Temo che sia un movimento che punti alla destabilizzazione di un certo sistema, cioè sia quello delle riviste è possibile. Che verso. Allora, questo è un elenco molto breve dei più comuni impact factor falsi. Questi sono, direi, variamente diffusi e più comuni in alcuni paesi rispetto ad altri, a seconda appunto di che provenienza abbia la fonte. Nel senso, per esempio, per quagliare un attimo rispetto a questa cosa, Index Copernicus è un servizio editoriale polacco che ospita riviste, ma che allo stesso tempo fornisce anche una specie di valutazione di queste riviste e quindi si arroga il diritto di fare da impact factor, ma di fatto non lo è perché non è l'impact factor di Thomson Reuters. Quindi è chiaro che nel momento in cui una rivista è ospitata da Index Copernicus, questa cosa può andare bene, ma non va bene nel momento in cui questa rivista, oltre a essere ospitata da Index Copernicus, abbia anche in home page l'impact factor di Index Copernicus, perché a livello internazionale non è riconosciuto come impact factor. E nel momento in cui viene fatta l'obiezione che questa cosa ha una rilevanza a livello nazionale, magari, allora lì ci deve essere una spiegazione del perché questo impact factor, che non è quello ufficiale, viene mostrato sul sito della rivista, perché ci possono essere 1 milione di ragioni per cui, per esempio, questa Directory of Research Journal Indexing è un'iniziativa indiana, per cui tutta una serie di riviste, cioè tutta una serie di ministeri e altri enti ufficiali del governo indiano prevedono che le riviste debbano essere indicizzate in questa directory e che debbano avere un bollino con il numero che viene attribuito da questa directory, però deve essere contestualizzato perché altrimenti sembra una cosa che non è. E questo vale per tutti questi.
La cosa che spesso capita in questi finti impact factor è che la premessa è che l'indicizzazione di una rivista in una banca dati citazionale che poi porta alla generazione di un impact factor è gratuita. Spesso capita invece, come in questo caso, che l'indicizzazione in queste false banche dati di impact factor sia a pagamento. Per cui c'è un intento di lucro, di frode, anche perché poi si gioca sul fatto che il nome sia simile, per cui Global Impact Factor potrebbe essere una cosa simile all'Impact Factor e basta, e quindi magari come dire, editori anche poco svegli, non vorrei dire solo tendenzialmente malfidati, ma poco svegli, possano dire vabbè, ma perché no, costa poco, facciamolo. In realtà no, perché l'Impact Factor è gratuito. Oppure questa è una rivista che aveva questo Impact Factor indicato in home page e sembrava una cosa verosimile perché ISI, International Scientific Indexing, ma non è la stessa cosa. E quindi di solito basta, cioè se questo è l'unico problema che hanno le riviste, basta dirgli guarda che questa cosa non è esattamente come te la immagini tu, ma è diversa e non ti fa neanche fare una bella figura rispetto alla tua comunità scientifica perché stai mostrando un impact factor falso. E generalmente questa cosa viene fatta sparire nel giro di subito perché non è, cioè, si rendono poi conto che la cosa è stata fatta con eccessiva leggerezza perché sembrava quella vera. Se fosse così sarebbe molto molto semplice. Questo invece è un esempio di una rivista che ha un ambito disciplinare molto ampio, da Arts and Humanities fino a gestione del personale. La decisione rispetto alla pubblicazione o meno qui avviene per esempio in 2 settimane. E 2 settimane per una rivista mediamente funzionante sono il tempo che serve al comitato editoriale della rivista di rendersi conto che un articolo è arrivato e di decidere chi lo deve leggere e di cominciare a leggerlo. Anche se poi è ovvio che uno cerca di farlo nei tempi più brevi possibili, però 2 settimane, informare l'autore 2 settimane su che cosa si è deciso di fare di quell'articolo, vuol dire che la peer review deve già essere stata fatta e 2 settimane sono un tempo veramente troppo breve, perché questa cosa possa succedere con il rispetto di processi, come vengono definiti qui, veloci, rigorosi, eccetera. Quindi diffidate sempre da chi vi dice lo facciamo in 2 settimane, a meno che non sia l'idraulico che vi deve rifare il bagno, quindi appunto sarebbe bene fidarsi. Allora, vi ho parlato tantissimo di DOA-J. E perché ve ne ho parlato? Perché DOA-J è un po' il punto di riferimento all'interno del mondo open access per quanto riguarda le riviste. Allora, è un'associazione senza scopo di lucro che comprende riviste di moltissime discipline, perché si spazia veramente dalle scienze religiose alla medicina, alla storia dell'arte, alle scienze sociali, che è stata avviata nel 2003, quindi agli inizi del movimento Open Access, con 300 riviste e oggi ne conta più di 17.000. Quindi c'è stata della strada fatta da allora, ma questo anche per farvi rendere conto dei numeri che ora ci sono rispetto alle riviste Open Access. Chi lavora in DOA-J sono 15 membri dello staff permanente più un centinaio di volontari divisi in vari gruppi. I volontari si occupano di vagliare le proposte di inclusione che arrivano a DOA-J e sono divisi in gruppi linguistici perché si ritiene che parlando quella lingua e
magari essendo fisicamente collocati nello stesso paese dell'editore, i volontari siano in grado di capire se le riviste sono riviste di qualità. Nel senso che, per esempio, per l'Italia esiste un gruppo di volontari italiani che sono tutte persone che a vario titolo si occupano di editori open access nelle loro istituzioni. Per esempio ci sono uno degli editor della Firenze University Press, la responsabile della piattaforma di riviste dell'Università Statale di Milano e altre persone che sono molto addentro in generale al mondo dell'editoria ad accesso aperto, che quindi sono in grado di determinare se una rivista è una rivista buona oppure no, per semplificarla molto. La cosa che non è DOAJ è una blacklist, quindi quello che vi posso dire è che non troverete in DOAJ una lista delle riviste da non guardare. Nel senso che negli anni che furono, diciamo, nei primi anni 2000 e fino al 2010, è esistita una lista di editori predatori, curata da un bibliotecario statunitense di nome Jeffrey Bills, che a un certo punto è stata ritirata. Si trova ancora su Internet Archive da qualche parte, ma fondamentalmente era una lista di prospezione, tipo questo editore è un editore predatore. Quello che invece fa DOAJ è indicizzare riviste che rispettano una serie di criteri lunghi, complicati, per garantire che le riviste che sono in DOAJ siano riviste di alta qualità. Quindi chi è in DOAJ vuol dire che rispetta una serie di criteri di inclusione molto ben definiti e specifici. Perché tra gli obiettivi di DOAJ c'è quello anche tra i vari, quello di promuovere le buone pratiche nell'editoria ad accesso aperto, quindi è previsto che oltre appunto ad aumentare la visibilità e l'accessibilità di riviste di varia provenienza geografica, linguistica e indipendentemente dalla loro disciplina, ci sia anche quello di promuovere tutte le buone pratiche possibili, oltre a suggerire modelli economici sostenibili, perché all'interno di DOAJ non ci sono solo riviste che richiedono il pagamento delle IPC, ma anzi la maggior parte sono riviste senza IPC. E una cosa che poi tende a fare DOAJ, anche se dal nostro punto di vista non ci pensiamo, è quello di favorire la partecipazione a questo genere di iniziative dei paesi del Global South, perché per loro in particolare la possibilità di diffondere la produzione scientifica in lingue diverse dall'inglese è estremamente importante. Vale anche per l'italiano, però mi sento di dire che noi siamo più privilegiati per tutta una serie di altre cose. Quindi perché indicizzare una rivista in DOAJ è già stato detto, ma quindi ho sbagliato i numeri, ho leggermente aumentato, non 17.000 ma 15.000 e rotte, e da qualche anno DOAJ invita le riviste le riviste indicizzate in DOAJ non solo a fare del proprio meglio per mantenere accurate le informazioni della rivista all'interno della directory, ma anche a caricare i metadati degli articoli. E questa cosa fa sì che al momento attuale ci siano circa 6 milioni quasi 7 milioni di articoli in DOAJ, ma che questi articoli poi vengano utilizzati dai discovery tool come knowledge base, quindi ora non mi ricordo che discovery tool abbia a Bologna, ma i dati, non so se sia, non è più EDS, è Alma, ok. Comunque, nel discovery tool ci sono quasi sicuramente i dati di DOAJ, perché sono 7 milioni di metadati gratuiti che probabilmente in alcuni casi creano rumore, ma in certi altri casi aggiungono del valore al fatto che questi articoli sono facilmente recuperabili gratuitamente. Di queste 15.170 riviste,
11.000 sono, quasi 12.000 sono senza IPC. Quindi questo per sottolineare il fatto che non è necessariamente detto che pubblicare ad accesso aperto preveda dei costi. Ovviamente poi dipende dalla rivista, dipende da che cosa si vuole fare, ma non è necessariamente una condizione obbligatoria. E l'Italia è il 10° paese per numero di riviste in DOAJ, perché ne ha oltre 460. Ci sono poi paesi come l'Indonesia o il Regno Unito che ne hanno 10.000, ma l'Italia comunque si rivende bene. Di queste 460 riviste abbiamo esempi di editoria commerciale, ma soprattutto accademica, perché per esempio tutte le riviste dell'Università di Bologna, quando è il momento giusto, perché le riviste devono avere almeno un anno di età, devono aver pubblicato almeno 5 articoli e devono appunto rispettare tutta una serie di criteri, ma appena sono pronte per essere indicizzate viene proposta l'indicizzazione, vengono fatti tutti i controlli del caso e se poi questa cosa funziona bene la rivista viene inclusa. E così come riviste di altre università, quindi ci sono molte riviste accademiche in DOAJ. E questa cosa, cioè l'organizzazione del lavoro viene fatta in modo tale che ci sia una persona che è dedicata a una prima scrematura, quindi una persona che controlla per esempio che l'ISSN della rivista sia registrato e che il titolo della rivista sia effettivamente quello che viene riportato nella richiesta di inclusione, perché spesso le cose non sono così semplici, nel senso che è possibile che vengano proposte riviste in cui l'ISSN è ancora da confermare, per cui DOAJ non si può prendere la responsabilità di dire questa rivista va bene, succede. Oppure, che ne so, l'editore ha fatto richieste sia per l'ISSN cartaceo e anche per quello online, ma uno dei due ancora non è stato confermato e però l'editore sceglie proprio quello per la domanda di inclusione in DOAJ, quindi ci si mette del proprio da varie parti. Ci sono poi dei gruppi di persone che sono tendenzialmente questi volontari di cui vi parlavo prima, che hanno rapporti diretti con gli editori nel caso in cui servono modifiche alle riviste, per esempio. Per essere indicizzati in DOAJ è necessario che la rivista sia una rivista open access e che sia dichiarato per esempio il tipo di licenza utilizzata e se i diritti sull'opera pubblicata rimangono all'autore o vengono trasferiti all'editore. Nel caso in cui questo tipo di informazioni non siano esplicitate nella maniera più chiara possibile, di solito c'è qualcuno che scrive all'editore dicendogli: guarda, queste informazioni non sono chiare, sono le uniche cose che dovresti modificare, se lo fai entro 2 settimane poi fammelo sapere che così li controllo e vediamo se questa cosa si può portare a buon fine. Visto che hai citato a profitto le licenze, sì. Qual è la licenza in questo momento prediletta? Non è ovvio, no? Quella più aperta, ma da quale grado di licenza in poi si può essere incluso? Allora, DOAJ accetta tutte le licenze Creative Commons, dalla CC0 alla Non-Commercial, Non-Derivatives, eccetera, ma anche licenze che siano compatibili con le licenze Creative Commons, cioè nel momento in cui l'editore decide di applicare una licenza diversa e di utilizzare una licenza propria, che prevede per esempio che i diritti rimangano all'autore, che l'autore possa riutilizzare l'opera per farne opere derivate, altri articoli di ricerca, che chiunque possa utilizzare quell'opera purché ne citi la fonte, quella è una licenza compatibile con una licenza Creative Commons di un certo tipo. E per il grado superiore, cioè per essere in DOAJ Civil? Ci arriviamo. Però, aspetta, ci arriviamo subito. Allora, aspetta, no, non l'ho scritto, ma allora... Non volevo... No, ma non c'è problema. Allora, le licenze per cui si può ottenere il DOAJ Seal sono la CC BY, quindi Attribution, CC BY Share Alike, quindi condivide allo stesso modo, e
non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che ci sia anche la non commercial. Accetta. Ovviamente in aula gli studenti sanno di che cosa stiamo parlando, vero? Eccole, guarda, non commercial e anche non commercial share alike. Ah. Ovviamente nel caso in cui ci siano licenze proprietarie, queste non concorrono al SIL, perché ci sono varie interpretazioni rispetto a che cosa effettivamente consentano queste riviste e queste licenze o meno, perché le interpretazioni da parte di DOAJ sono che ovviamente si confida nel buon senso degli editori che, data la licenza, poi non prevedano delle clausole capestro non scritte per cui questa cosa poi non è più valida, mentre lato interpretazione dei giuristi questa cosa succede sempre. Finora non è ancora successo che ci siano stati riportati casi di riviste che riportano, che hanno una licenza propria, quindi non una licenza CC BY, e che poi non consentano di fare esattamente quello che la licenza prevede. Però il mondo è vario e ci sono un sacco di imprevisti. Poi vediamo che altro vi posso dire. Ci sono una serie come dire, di altre cose che riguardano più il dettaglio del funzionamento di DOAJ, che però magari possono esservi utili, nel senso che se conoscete qualcuno che ha fatto domanda di inclusione in DOAJ e che è stato bocciato per una serie di motivazioni indicate all'interno della lettera che gli viene inviata, questa bocciatura può durare 6 mesi o 3 anni. 6 mesi nel caso in cui le modifiche da fare siano tali per cui non si prevede che l'editore possa modificare il sito web per sistemare delle minuzie, ma che vadano invece fatte dei ragionamenti un po' più articolati rispetto anche all'organizzazione stessa della rivista. Da 1 anno a 3 anni invece è previsto il bando totale di editori che vengono considerati questionable. Quindi nel caso in cui siano cose leggere, tipo la rivista che pretende di essere internazionale ma che in realtà è una rivista di facoltà estremamente locale, che ha una serie di altri problemi, che cita un false impact factor, che una serie di altre cose, allora potrebbe essere 1 anno. Nel caso in cui però l'editore preveda pratiche di peer review velocissime, un costo di pubblicazione molto alto che poi diventa ancora più alto nel momento in cui l'autore decida di ritrattare il proprio articolo e di non volerlo più pubblicato su quella rivista, a quel punto poi si aggiungono mesi o anni al bando. Ed è sempre possibile poi per gli editori appellarsi a queste decisioni da parte di DOAJ, perché potrebbero esserci state delle disinterpretazioni, qualcuno potrebbe aver preso un abbaglio rispetto a informazioni che sono scritte in un certo modo ma che in realtà volevano dire un'altra cosa. Perché poi il discrimine è sempre che abbiamo tutti a che fare con l'inglese ma non siamo madrelingua, né da una parte né dall'altra, quindi il beneficio del dubbio viene sempre dato, ma nel momento in cui l'evidenza dice, dopo gli eventuali appelli e gli eventuali ulteriori controlli, l'evidenza dice che questa cosa non può funzionare in quel modo, il bando rimane. Poi, ecco sì, magari questo è più interessante perché vi fa capire che cosa trovate in DOAJ. Quindi trovate solo riviste open access, che vuol dire che non trovate riviste che richiedono la registrazione per accedere agli articoli, riviste che pubblicano alcuni articoli dopo un periodo di embargo. Quindi tutti gli articoli devono essere immediatamente accessibili al momento di pubblicazione del fascicolo o anche prima nel caso in cui ci siano degli online first. La rivista deve avere un sito web dedicato in cui le informazioni siano semplici da trovare, immediate da comprendere. E diciamo che la rivista deve rispettare una serie di linee guida e di buone pratiche, che sono quelle che vi elenco qui sotto, ma
deve avere poi una dichiarazione rispetto a come si comporta la rivista rispetto all'open access, quindi DOAJ ha una propria dichiarazione di open access, se vogliamo, che poi può essere articolata più o meno liberamente dalle varie riviste, però ci deve essere. Devono essere poi presenti lo scopo e l'ambito della rivista, le informazioni sul comitato editoriale con affiliazione per tutti i membri e possibilmente anche indirizzi email se questa cosa può essere fatta senza che poi questi indirizzi vengano bombardati di spam. Le istruzioni per gli autori che devono essere molto chiare e riportare esattamente le modalità, per esempio, di invio delle proposte, se tramite email o attraverso una piattaforma dedicata, come devono essere formattate le citazioni per dire anche questo genere di dettaglio. Devono essere descritti con minuzia i processi redazionali, incluso quello di peer review, che deve anche dare un'indicazione di massima dei tempi che ci vogliono, ma senza pubblicizzare una revisione veloce, perché in quel caso si torna al discorso di prima. Devono essere riportate le licenze che si applicano, la licenza o le licenze nel caso in cui l'editore consenta all'autore di scegliere quale licenza vuole applicare alla propria rivista, informazioni sul diritto d'autore, quindi se l'autore mantiene i diritti sull'opera o se li deve cedere all'editore, oppure se se deve cedere all'editore i diritti di prima pubblicazione e poi mantenere quelli di seconda o di ripubblicazione. I costi di pubblicazione, i vari contatti e direi basta. E poi c'è il SEAL, che è il massimo riconoscimento che viene attribuito alle riviste che sono una minima parte all'interno di DOAJ, circa il 10%, quindi 1500 riviste in tutto, che applicano tutte le buone pratiche suggerite da DOAJ e che rispettano inoltre 7 criteri aggiuntivi che riguardano il partecipare a una qualche iniziativa di digital preservation. Quindi questo significa che nel momento in cui il sito della rivista dovesse scomparire dalla rete per qualsiasi ragione, i contenuti pubblicati dalla rivista sono disponibili su altri server, per esempio le riviste che usano OJS, che è la Open Journal System, e che è direi la piattaforma più utilizzata per l'editoria accademica in Italia, mi sento di dire, possono utilizzare una rete di digital preservation che è messa a disposizione in collaborazione con Clocks dal PKP, che è l'ideatore e lo sviluppatore di OJS. Altro criterio per l'ottenimento del SEAL è l'utilizzo di identificatori permanenti per gli articoli, quindi i DOI. I DOI, indipendentemente da chi sia il provider, quindi possono essere DOI forniti da Crossref, DOI forniti da DataSite, purché siano DOI. La rivista deve poi preoccuparsi di fornire i metadati degli articoli pubblicati ad OAJ con una certa regolarità, perché vengono effettuati controlli regolari sulle riviste con il SEAL, quindi ci assicuriamo che, anche perché sono un numero relativamente piccolo da controllare e quindi facile da tenere sotto controllo, per cui ci assicuriamo che quelle riviste siano sempre al meglio della loro forma. Il tipo di licenza che è possibile l'abbiamo già visto prima, quindi sono 4 tipi di licenze diverse, le informazioni sulla licenza applicata agli articoli deve essere anche disponibile nel PDF dell'articolo, perché in questo modo, nel momento in cui un articolo viene scaricato e quindi tolto dal contesto in cui è nato per stare all'interno della rivista, comunque il lettore può sapere che cosa farne, anche in termini di posso inserirlo in una dispensa per il corso universitario, per dire. Devono esserci in maniera chiara ed esplicita le informazioni sul diritto d'autore di pubblicazione, per cui appunto l'autore sa
che cosa può fare con il suo articolo e che cosa succede una volta che è stato pubblicato in una certa rivista. E ultimo ma non ultimo, quale utilizzo ne può fare rispetto al deposito dell'articolo nell'archivio istituzionale nel momento in cui l'istituzione lo richieda per policy di Ateneo. Oppure non solo lì, ma per esempio in alcune istituzioni esistono comunità molto nutrite su, per esempio, accademia.edu e l'autore deve sapere se depositare il PDF su accademia.edu è in linea con il contratto di edizione che ha firmato oppure no, perché è una cosa che tendenzialmente si fa, come dire, in buona fede e per dare maggiore visibilità alla propria ricerca, però non è detto che il contratto di edizione lo preveda e anzi potrebbe essere considerata una violazione del diritto d'autore. E quindi tutto questo, quindi ulteriori specificazioni rispetto a cosa si può o non si può fare nel magico mondo dell'open access, concorrono a attribuire il SIL alle riviste. E quindi io qui ho finito. Spero di non avervi fatto addormentare troppo. Non ho capito. Senza uccidere, Non ho capito. adesso mi presento qua, ringraziamo tutti i partecipanti sia in presenza che a distanza. Chiuderei la registrazione in modo da poter iniziare la parte di domande.